Guardate ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video del mercato Batman napoletano. Come state qua giù? Spero tutto bene. Allora, oggi in questo video andiamo a reagire al sorteggio hanno fatto della Champions League e della Europa League. Vado un po' ad analizzare qualche partita, vediamo le italiane che hanno fatto e tutto. Allora, partiamo dalla Champions. Allora, Big Match, tra virgolette, se ci sono sei, se non sbaglio ci sono sei squadre inglesi. Vabbè, Chelsea, allora la prima partita è PSG-Chelsea, Big Match. Partiamo subito così, dovrebbe essere la prima partita a giocarsi, che si dovrebbe giocare martedì 10 marzo. Poi non lo so se vi porto questa partita solo delle italiane oppure anche delle altre nazioni. Vabbè, PSG-Chelsea, secondo me è una partita un po' troppo ostica, una partita molto non alla portata del Chelsea. Tra l'altro PSG-Chelsea è stata anche la finale del mondiale per club. Poi Leverkusen-Arsenal, partita che per l'Arsenal è molto facile, secondo me. Poi un altro big match, Newcastle-Barcellona, partita che secondo me, come sta andando in Newcastle, il Barcellona lo può vincere 2-3-0, però non è detta l'ultima parola. Per esempio l'abbiamo visto l'anno scorso con Inter-Barcellona, che la doveva vincere il Barcellona per andare in finale di Champions, però è andato l'Inter. Poi l'unica squadra italiana che c'è in Champions è l'Atalanta, in Atalanta Bayern Monaco. Poi il Bodo Glimt, squadra che ha battuto l'Inter, ha preso la squadra più abbordabile di questo campionato, di questo ottavo di finale, che secondo me che sarebbe lo Sporting. Secondo me la poteva acchiappare il Leverkusen, lo Sporting. E poi Galatasaray Liverpool. Partita abbordabile per il Liverpool, anche se il Galatasaray non scherza. Atletico Madrid Tottenham, questo è difficile, molto tosta. Poi Real Madrid Manchester City, tra l'altro Real Madrid e Manchester City si stanno affrontando da 6-7 anni sempre agli ottavi, veramente si stanno affrontando sempre. Cioè, veramente è una cosa assurda che questi casi si affrontano sempre. E poteva essere magari una ipotetica finale, però vabbè, ora passiamo ai sorteggi dell'Europa League. Vi dico solo le italiane per non far diventare il video troppo lungo. Allora, le uniche squadre italiane che ci sono in questa Europa League sono due, la Roma e il Bologna. Il Bologna che voleva affrontare una squadra tedesca, o il Friburgo, non mi ricordo, oppure l'altro, oppure come si chiama? Lo Stoccarda, ma non mi ricordo. Se dopo mi viene in mente, magari ve lo dico. Allora, Bologna c'è il derby italiano, quindi Bologna-Roma, e penso che tutti saranno collegati a vedere questa partita, come sarà per il Manchester City, il Real Madrid City e altre due partite di Champions. Sicuramente la gente non si vedrà Nottingham Forest Midtjylland oppure Genk Friburgo, penso che si vede più Bologna Roma e altre, e secondo me un pareggio e una vittoria del Bologna al ritorno non la neghiamo, Bene ragazzi, grazie a tutti per la visione, ci vediamo in un prossimo video, mi raccomando iscrivetevi al canale e lasciate un bel like. Ciao, a giù in descrizione il gruppo WhatsApp, e questo video è stato fatto in collaborazione con The World of Football e il mondo del calcio. Ciao, a giù, sempre in descrizione.